Buona Benacchi ed Andrea Rognoni. Puntata ferragostana che appunto in teoria dovrebbe, almeno per il Ferragosto, esporsi o imporsi, se vogliamo, una sorta di hilarità e di allegria tipicamente estiva. Del resto l'avevo in parte promesso, se non che appunto il suicidio di Robin Williams ha gettato un'ombra sinistra un po' anche su questo Ferragosto, che va ad aggiungersi naturalmente ai noti problemi climatici che fanno di quest'estate la peggiore del secolo, almeno la peggiore di questo secolo. Ce ne sono state delle altre simili, poche, ma nel corso degli anni 90, e adesso stiamo assistendo a questa catastrofe, come dicono i tedeschi, dal punto di vista climatico. In realtà il suicidio di Robin Williams va invece commentato per tutta una serie di ragioni, però non preoccupatevi, perché la puntata negli ultimi minuti vedrà, forse speriamo, da parte mia un riscatto con un pettegolezzo invece tipicamente da gossip padano e politico degli anni 10. Ecco, per quanto riguarda il suicidio, io partirei del noto attore, partirei da un fondo che è apparso su Italia Oggi di giovedì 14 agosto. Il fondo non è firmato, potrebbe essere dello stesso direttore che gli ascoltatori di Radio Padania conoscono, Pierluigi Magnaschi, o di qualcuno appunto che si interessa di argomenti comunicativi e culturali. Ho seguito sugli schermi delle TV italiane e francesi le cronache relative alla scomparsa del celebre attore Robin Williams. In Francia i TG hanno detto che Williams ha semplicemente messo fine ai suoi giorni. I TG italiani invece hanno subito sparato che Williams si è suicidato. E fin qui non sarebbe grave, ognuno usa la lingua che ha. Lo specifico dei TG italiani è che si hanno savitamente descritto per filo e per segno come è avvenuto il suicidio dell'attore, chi si sarebbe prima tagliato le vene, poi eccetera eccetera. I TG transalpini si sono invece soffermati sui film dello stesso Williams, così diversi dalla fine che si è dato. Ne hanno ricordato le gag, il sorriso buono e contagioso. E poi da noi si parla di servizio pubblico. Quindi questo commento per sottolineare abbastanza giustamente quanto sull'onda di una morbosità che oramai tipica del modo di fare comunicazione e cultura in Italia, in Padania, si è preferito parlare appunto degli aspetti più macabri, l'impiccagione, il tagliarsi le vene, eccetera, anche secondo un trend interpretativo che non partiva dalle sicurezze assolute, e che sicurezze che non ci sono ancora state neanche oggi, ma in realtà appunto si cercava di affascinare, affabulare il pubblico nostro a sud delle Alpi attraverso appunto quello che erano gli aspetti meno importanti di tutta la faccenda, perché vedete appunto come si sta facendo adesso da queste onde. Occorre poi parlare in realtà dell'arte dello Williams, al di là del come in effetti lui ha posto fine alla sua esistenza, certo tragica, certo maledetta, perché in fondo un comico modite lo era, un comico maledetto lo era e lo è stato, ma senza poi dover per forza perdersi nei meandri tecnici di questa fine dolorosa, e cercando invece poi di capire perché comunque Williams rimarrà sicuramente tra i vertici dell'esperienza cinematografica americana. Premesso che naturalmente, come abbiamo detto anche in altre occasioni, il cinema non appartiene, diciamo, ai gusti assoluti di riferimento del sottoscritto, e non appartiene neanche ai gusti di riferimento delle associazioni che presiedo o dirigo. Peraltro, quando ci sono dei personaggi come questo, e che del resto è stato dimostrato appunto proprio dai commenti di certe televisioni europee alla morte stessa, un personaggio come questo merita comunque un'analisi e un commento, anche perché alcuni suoi film rappresentano dei riferimenti dell'immaginario collettivo degli anni 80, 90 e 2000, che ha avuto una ricaduta proprio nel gusto dell'opinione pubblica, soprattutto dei giovani. Il riferimento è soprattutto e specialmente al film L'attimo fuggente, che ha avuto una vasta
portata di dibattito anche sul film stesso, non solo nei cineforum naturalmente, ma anche per quello che poteva essere un orientamento tipico dei primi anni 90, partendo da una dimensione pedagogica, perché di questo si parlava, appunto, di un insegnante pazzo che voleva rivoluzionare il modo di educare i giovani, ma anche in relazione poi a quelle che erano tematiche più politiche o di decisionalità in ambito di politica pubblica, dell'insegnamento, dell'istruzione o del modo di rapportarsi rispetto ai giovani e alla gioventù. In realtà quel film, dove ovviamente le doti dello Williams avevano brillato in modo particolare, sia dal punto di vista del contenuto, che sentiva in modo forte, ma anche sul piano formale, per il modo con cui la sua cinematografia, sempre attenta a una comicità triste, appunto come si è detto da Guitto triste, era in grado appunto poi di esercitare una forza straordinaria anche quasi a livello politico. Ecco, in realtà l'insegnante dell'attimo fuggente, e in particolare la scena dove appunto si trattava di alzarsi sulla cattedra e far alzare gli altri sul banco per esercitare una forza di ribellione totale nei confronti delle istituzioni scolastiche e del modo di vedere le cose che quelle istituzioni scolastiche rappresentavano nell'universo anglosassone, ecco, certamente appartengono oramai all'immaginario collettivo, da quello che si dice oggi come oggi il cult, appunto, volgarmente, se così vogliamo, cioè il culto popolare che fa di un personaggio, e in questo caso di un attore, un'icona indiscussa naturalmente. Ma cosa c'era dietro a quel film, ad esempio, cercando di capire L'attimo fuggente? Uno tra l'altro dei film più premiati direttamente dal pubblico per il gusto di abbordo popolare, ma anche per un certo fascino che esercitava proprio quella fetta dei poeti estinti che veniva parodiata in qualche modo attraverso il film stesso. Il film rappresentava l'esito di un 68 non direttamente politicizzato o non portato direttamente ad un progetto di sovversione sociale, quanto piuttosto sul filo di una nuova moralità ed un nuovo modo di intendere le cose che appartenevano più all'universo libertario che a quello strettamente marxista, che a quello strettamente politico inteso come sinistra. E c'era proprio nel film una vena che partiva da Walt Whitman, un poeta dato molto amato da Pavese, che si riconduceva ad alcuni modi di vedere l'americanità che lo stesso Pavese negli anni 30-40, paganissimo, aveva in qualche modo forgiato. Certo si trattava di capire in che maniera l'universo anglosassone più formale, quello dei college, di un certo tipo di università, eccetera, avrebbe retto all'impatto con questo modo di affrontare le cose tipico della comicità triste dello Williams. Il risultato fu deflagrante, soprattutto per l'opinione pubblica europea, che come al solito, e questo è un problema del cinema americano che io non amo tanto, tende a dare un'interpretazione diversa di quella che gli americani stessi danno, naturalmente. In realtà in America il film non fu visto in una chiave politica, metapolitica, ma in Europa lo fu visto nella misura in cui naturalmente alcuni lati del 68, non quello della rivoluzione marxista strutturale, non quello sociale, ma quello più libertario, venivano portati fino alle estreme conseguenze. In fondo, se il 68 aveva aperto le porte alla uccisione del padre, cosiddetta uccisione del padre, cioè alla distruzione dell'autorità, qui attraverso questo film le modalità proprio comportamentali, anche paesaggistiche, sia di interne che di esterne del college, e appunto il modo di fare assolutamente unico nel suo genere, di grandissimo livello, come Guitto, come attore, eccetera, dello stesso Williams, facevano in modo appunto che il mondo europeo interpretasse o reinterpretasse il film come definitiva messa funebre di un certo tipo di autoritarismo classico,
che ovviamente poi in alcune zone dell'Europa, in Italia e in Padania, aveva già fatto le sue vittime naturalmente, perché già alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, gli insegnanti erano stati ridotti a pupazzi ridicoli da dileggiare da parte dei ragazzi, erano già stati ridotti così a dei burocrati insignificanti che non avevano più nulla da dire. Non avevano più nulla da dire non tanto sul piano dell'istruzione vera e propria, e qui tutti ricorderemo quanto venisse odiato dalle nuove generazioni già negli anni 60-70 un Manzoni o un Dante, quanto invece non significassero più niente sul piano sociale, sul piano cioè del ruolo effettivo sociale ed educativo, perché era nata una nuova forma di educazione, diremo così dal basso, e non dall'alto, che era in grado di produrre appunto effettivamente uno stato di ribellione continuo, perpetuo, che poi, parliamoci chiaro, da noi a latitudini mediterranee o quasi, si esprimeva anche attraverso un disordine, un caos, un menefreghismo, un pressapochismo, un'autogestione continua e non solo durante le settimane prenatalizie da parte delle classi stesse. E certo, l'impatto era particolarmente solleticante del film e del modo di recitare di Williams, perché appunto lì si trattava di un college dove evidentemente l'impatto era più forte proprio per quel formalismo che noi avvertiamo sempre nel mondo britannico, no? Dove c'è una regina, dove ci sono dei lord e dove in realtà è nata la minigonna e i Beatles, e quindi evidentemente è un mondo che affascina proprio per la sua perversione innata, che nel film veniva liberata definitivamente attraverso una figura come quella della Williams, che già in film precedenti come Good Morning Vietnam aveva dato proprio l'immagine e il ruolo, aveva prestato il ruolo di colui, del cosiddetto bastian contrari, come diciamo noi appunto, di colui che vuole in maniera deliberata e forte prendere in giro tutte le istituzioni possibili. E quindi se questo ruolo viene trasposto poi a livello educativo, è evidente che ne nasce un'epopea, ne nasce un modo di fare, un modo di essere, che ricorda i tempi, parliamo dell'inizio degli anni 90, almeno per la prima metà degli anni 90, aveva effettivamente sedotto un certo tipo di scolarità, non più contagiata da una forma di rivoluzionarismo diretto, quello era tipico, un po' pedante e pesante, tipico degli anni 60-70, ma da una visione più di impegno, che si tradurrà anche, se vogliamo, a livello politico nell'epopea berlusconiana, perché in fondo in quel film c'era anche così una sorta di rottura nei confronti di tutto quello che appariva come politico in senso di autoritario e come falsamente istruttivo e pedagogico. In quel film veniva liberata dal nostro punto di vista una visione appunto libertaria, anarcoide, che però era anche alla base, della sostituzione dell'aspetto istituzionale con l'aspetto commerciale. Non a caso gli anni 90 sono gli anni del boom dei centri commerciali, c'è una visione della vita che non doveva più passare attraverso delle istituzioni per liberare energie, forze, anche energie di carattere economico, anche energie di carattere strutturale che erano in grado, questo attenzione in anni in cui c'era anche una possibilità economica molto più profonda e vasta e piena di quella che stiamo vivendo oggi, tristemente, come crisi e come ripiegamento su se stessi, e quindi una visione che ripartiva proprio da quello che era il seme gettato da Williams nel film, con l'idea appunto che si potesse diventare bravi, famosi, senza dover fare un certo tipo di scuola, anzi che quel tipo di scuola, che poi era impersonata dalla rigidità anglosassone di un certo trend, era addirittura in grado di tarpare, cioè era la responsabile del fatto che venivano tarpate le nostre vere qualità, che invece si sarebbero potute esprimere in maniera completamente diversa. E da qui appunto l'epopea e il fascino del personaggio, che alcuni vedevano al di là di una dimensione strettamente cinematografica, come maestro di vita in un certo senso. Robin Williams ha vissuto questa realtà ed è morto poi conseguentemente con una coerenza estrema. Perché, vedete? Cioè, un comico non si uccide,
No, il comico si uccide perché capisce che non c'è più niente da ridere, perché quando ha oramai sfruttato tutte le sue energie, ha liberato tutte le sue forze di corrosione, di satira nei confronti della società, non c'è più motivo effettivo di vivere. E certamente viene a morire, a suicidarsi Williams in un momento di gravissima crisi mondiale, che è poi appunto alla fine anche, se vogliamo, di quell'ottimismo degli anni 90, dell'ottimismo che attraverso una vitalità prima repressa e poi liberata, che avrebbe dato luogo a una libertà forte anche in ambito economico, finanziario e commerciale, ben incarnata dagli USA degli anni zero, ecco, quel modo di intendere le cose ha fallito. Ha fallito assieme alle bolle finanziarie, assieme alla possibilità di redimere il mondo attraverso la borsa e le speculazioni finanziarie. Ecco, quel mondo è fallito e lui in qualche modo si sentiva un fallito. Poi naturalmente è ovvio che si cerca di dare una motivazione di tipo transeunte, no? Contingente. Doveva sborsare troppi soldi per il divorzio alla moglie. Gli era stato diagnosticato un brutto male. Certo, ma sono dei fattori formali questi, che non incidono sulla sostanza. Il suicidio di Williams va visto come il suicidio di una civiltà, secondo me. La civiltà che aveva pensato di riuscire a sconfiggere il mondo classico, il mondo delle istituzioni, il mondo, diciamo così, dei valori forti tradizionali, attraverso un modello alternativo di vita, che doveva essere basato sulla libertà, la libertà di produrre, la libertà di fare, la libertà di commerciare, la libertà di infinocchiare chi fino a quel momento ti aveva educato in una certa maniera. Ma ora appunto il mondo ha scoperto che anche questo modello alternativo non riesce a reggere per tantissimi motivi che è difficile riuscire a spiegare in una volta sola. E quindi quel modo di intendere che era tipico di un personaggio che usciva dallo schermo, perché il potere di Williams era quello di uscire dallo schermo. Pensate anche a Mrs. Doubtfire, laddove evidentemente quello che era il gusto dell'epoca, cioè quello del trasformismo fisico, della transessualità, appunto, della trasformazione da maschio a femmina, da femmina a maschio, che veniva lanciato allora in tutto il mondo, si era tradotto appunto in una presa in giro della famiglia tradizionale. Quindi questa carica eversiva, questa carica trasgressiva aveva fatto il suo tempo e lui stesso, secondo me, si rendeva conto che aveva fallito e il suo ruolo, la sua macchietta, la sua icona popolare era già morta dentro di noi, era morta da tempo, infatti non riusciva più ad avere successo né attraverso i film, né attraverso, pensate anche al film in cui in questo momento mi sfugge perché non sono un'enciclopedia, lui recitava la figura del clown negli ospedali, no? Questa figura del clown è diventata oramai una figura politica. È Beppe Grillo, è in parte Crozza, che diventerà, sono sicuro, anche lui un politico, in Italia o in Padania questo, in Liguria soprattutto, certamente, ma anche più in generale, pensate ai pirati in Germania, eccetera, eccetera. Cioè, cosa è successo? Che la figura del comico, dopo aver seminato attraverso anche metaforicamente personaggi come Williams, un certo modo di vedere le cose, alternativo, molto fortemente alternativo, ha finito la sua missione a livello artistico e si è rigenerata a livello politico. Questo in tutto il mondo. E quindi che senso aveva ancora Williams? Williams non poteva fare il politico, non avrebbe mai potuto fare il politico, perché era un comico vero, non era un comico finto come gli altri che noi conosciamo, era un comico vero, un grandissimo comico. Un comico triste certamente, ma proprio per questo non sarebbe stato in grado di fare il politico, di cambiare la propria pelle. E il suo ruolo, il suo mondo era finito oramai, nessuno gli dava più una lira perché nessuno credeva più nel suo personaggio, che era stato grandissimo per quell'epoca, appunto fine anni 80, inizio anni 90, fino al massimo mettiamo all'inizio della crisi economica, fino agli anni 2006-2007. Non a caso da allora lui si ritira
nella sua villa, ha tutta una serie di crisi personali sempre più forti che lo portano al suicidio, appunto. Ma del resto i giornali ci davano già recentemente notizie molto preoccupanti su tutto il suo universo, sul suo modo di essere. E quindi lui si è autoannullato definitivamente, perché la sua figura e il suo ruolo non solo in America ma in tutto l'Occidente era tramontato. Era tramontato perché appunto il comico vero, il comico che aveva creato questo mondo alternativo doveva diventare politico. Lui non aveva le capacità, perché non era un farabutto in un certo senso, ma perdonatemi da questo punto di vista, non è un'accusa legale a chi fa il politico in una certa maniera, ma è in realtà un'accusa morale. È il fatto proprio di portarsi dentro una missione che viene contrabbandata per effettivamente politica anche quando non lo è. Io in questi ultimi minuti però vi voglio parlare anche finalmente di UE, come vi ho promesso da 2 puntate a questa parte. UE è una bella rivista di color rosa che parla di cultura, e tra i tanti servizi di questi ultimi numeri c'è quello dedicato all'isola di White. Non so se avete sentito il telegiornale di ieri sera, che ha inaspettatamente amplificato la celebrazione dei 45 anni di Woodstock. Tra l'altro noi del famoso festival di Woodstock di Ferragosto del 69 avevamo parlato proprio in occasione dei 40 anni, che ci sembrava più appropriata. Francamente non abbiamo capito, siamo rimasti interessati anche di fronte alla figura modiglianiana per il collo lungo che ha della Guarneri ieri sera sul TG5, perché appunto si è affannata a spiegare che i 45 anni andavano celebrati. Quando mai si celebrano i 45 anni di qualcosa? Il mondo sta veramente impazzendo. Ma questo fatto, il fatto che il mondo comunicativo, e non solo il TG5 ma tantissime altre realtà ieri abbiano parlato dei 45 anni di Woodstock, mi fa pensare all'isola di White, è la famosa canzone che da noi cantavano i Big Dick, naturalmente, no? Dedicata all'isola di White, dove ci fu un altro festival di risposta d'oltreoceano rispetto a Woodstock, alla Woodstock stessa. Questa storia della V doppia è veramente singolare, naturalmente, perché ha in sé una forma di maledizione. È da lì che nacquero i personaggi come lo stesso Williams, anche lui guarda caso con la V doppia. C'è qualcosa di maledetto in quella V doppia. Ma quello che vi volevo dire alla fine è ancora un'altra cosa, se mi concede 2 minuti il nostro regista. Cosa dici, Robertissimo? Cosa dici? Ci sono ancora 2 minuti? Sì, Andrea, abbiamo ancora una manciata di minuti, anche un pochettino più di 2, insomma, massimo 4. Benissimo, benissimo. Allora, intanto andate a comprare UE, perché è sicuramente un'ottima rivista che vi raccomando, anche se ovviamente non tutte le cose sono condivisibili. Però c'è un aspetto che, scusate, veramente per agosto io vi devo dire. Fra i tanti gossip dei giornali dei rotocalchi di questo tempo mi ha colpito una coppia paganissima che secondo me è destinata a far parlare al di là di quest'estate. La coppia è quella di Giletti, del presentatore Giletti, e della deputata PD Moretti. Un grande abbraccio fra Piemonte e Veneto, che è stato scoperto da un bravissimo paparazzo su una costa sarda, dove i due, scusate la parola, limonavano ampiamente, dimostrando una grande passione. Anche se voci c'erano già passate da tempo su questa coppia. Io la trovo una coppia formidabile, la trovo la coppia del secolo XXI, non solo e non tanto per certi gusti politici, anche se vogliamo antitetici l'uno rispetto all'altro, almeno per come vengono presentati i due personaggi, che peraltro si diceva avevano già amoreggiato in qualche modo, o si erano corteggiati durante l'inverno, perché lei appariva costantemente nella trasmissione domenicale dello stesso Giletti, ma anche perché naturalmente il Giletti, reduce da tantissime esperienze sedicenti sfortunate, trova finalmente nella bella, così tutti dicono, poi è sempre la bellezza, lo sapete, opinabile, ragazza matura, chiamiamola così perché c'ha 40 anni e ce li ha, della Moretti veneta, la soluzione di tutti i suoi problemi. Qualcosa che è destinato però, secondo me, a costruire un'icona direi epocale.
il fatto di un compromesso storico della televisione che poi ci rimanda appunto a un compromesso reale di sapore renzian-berlusconiano e più vasto appunto di compromesso culturale destinato in qualche modo a vivere e comandare l'Italia. Un certo tipo di furia e passione politica e metapolitica che induce a riflettere su come effettivamente dietro le quinte della televisione e dei mezzi di comunicazione possa nascere qualcosa di più forte e di più vero, almeno si spera, nell'augurio di tutti e per il loro bene, di quelle che sono le schermaglie del teatrino politico. Siamo davvero alla fine, un grande abbraccio padano a tutti, Venezia risorga, risorga Venezia, a risentirci. Avete ascoltato Arte Nord. Stai ascoltando Radio Padania Libera. Si la vita è bella, che passa 20 anni e i gamba in ammo insieme. Si la vita le d'ora, sotto guardi in 10, tasse lì che ti scora. Da chi volga da cur, te ne fa sempre